Bella a tutti ragazzi, oggi questo nuovo video sono MTM e praticamente in questo video vi illustrerò le top 5 moto più veloci. Partiamo con la 5. Praticamente è la Brutale 1000 serie oro, è un 998 cm3 da praticamente 208 cavalli a 13.450 giri al minuto. Coppia di 116 Nm a 9500 giri. La velocità massima raggiunta praticamente dalla Brutale è di 300 km/h. Il valore di questa moto praticamente è di 42.990 euro. Subito dopo troviamo la Ducati Panigale V4 praticamente da 1109 cm3 che si esterna benissimo 214 cavalli a 13.000 giri al minuto. Quest'ultima ha una coppia di 124 Nm a 10.000 giri al minuto. La velocità massima di questa piccola bestiolina è praticamente di 306 km/h. Il valore commerciale è di 28.790. In terza posizione troviamo la Aprilia RSV4 1100 Factory, che praticamente ha un 1078 cm3 da 217 cavalli a 13.000 giri al minuto. Si esterna una coppia di 122 Nm a 11.000 giri. La velocità massima di questa bestia è praticamente di 314 km/h e il valore si aggira intorno ai 25.199 euro. In seconda posizione troviamo la Ducati Panigale V4R, praticamente la versione più pompata tra virgolette della Ducati Panigale V4. Quest'ultima è un 998 cm3 con 221 cavalli a 15.250 giri al minuto. Si esterna una coppia di 112 Nm a 11.500 giri. La velocità massima di questa bestiolina è di 328 km/h. Il valore è di 39.900 euro. E in podio, che comunque sia, penso che tutti quanti lo sappiate già, abbiamo la Kawasaki Ninja H2, quella appunto stradale. È un 998 cm3 e ha 231 cavalli a 11.000 giri. Una coppia che si intorna ai 134 Nm di coppia a 10.000 giri e la velocità massima raggiunta è di 361 km/h, un valore di 29.700 euro. Dico soltanto una cosa, che in questo video la velocità in cui appunto vi dirò è secondo le statistiche scritte sulla scheda tecnica della moto, quindi tra virgolette sono teoriche, non proprio pratiche al 100%, quindi prendete con le pinze tra virgolette la velocità massima, però prendete come conferma i cavalli e la coppia che ogni moto dà. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così lasciate un bel like e iscrivetevi al canale attivando anche la campanella per non perdervi nessuna delle mie, come dire, notifiche dei video in cui appunto faccio uscire. Ricordo tutti quanti, giovedì alle 18 esce gaming e di sabato alle 15 esce motovlog, o praticamente i video che contengono la categoria moto. Ricordo tutti quanti di condividere con i vostri amici questo video, perché ci ho messo anche abbastanza tempo e impegno per farlo. Ricordo appunto di iscrivervi al canale e bye bye.